Bene, allora iniziamo di nuovo con l'appello. Prego, segretaria. Massaro, Balcon, Bettiol, Bortoluzzi, Bristot, Burigo, Buttignon, Casagrande, Cervo, Cibien, Ciociano, Comel, Costa, Daré, Dalfarra Eleonora, Orlando, De Biasi, De Col, De Moliner, Ghirardini, Giannone, Lanari, Lecis, Marchese, Masut, Olivotto, Pingitore, Prade, Purpura, Rasera, Serafini, Disalli e Zoleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 presenti. No. Allora sono 23 presenti, quindi c'è il numero legale, possiamo iniziare la seduta pomeridiana. Cambiamo gli scrutatori, visto che la minoranza è presente mentre all'inizio della seduta mattutina non c'era, quindi De Biasi per la maggioranza, Pingitore per la minoranza, perché ha ripreso il suo posto da quella parte dell'emiciclo, quindi riteniamo che rappresenti la minoranza. Ha chiesto la parola il consigliere De Moliner per la presentazione di un'interrogazione. Diciamo che con un'interpretazione estensiva neanche del regolamento ma delle consuetudini gli diamo la parola. Prego, consigliere De Moliner. Io ringrazio il Presidente per questa deroga, a regolamento. È un'interrogazione da presentare con oggetto gestione e certificazione forestale PFC e introiti derivanti dalla vendita del legname da parte dell'Unione Montana e del Comitato Frazionale degli Usi Civici Bolzano-Avezzano. Gran parte del patrimonio boschivo del nostro comune, compresi quelli assoggettati al diritto d'uso civico, sono certificati PFC, fatto importante quando il valore commerciale è superiore rispetto al legname derivante da boschi privi di certificazione. Questo aspetto positivo per il valore, nel caso in cui la gestione del bosco è demandata ad altro ente, come nel caso della delega per la gestione silvopastorale con l'Unione Montana e al Comitato Usi Civici, il cui mandato è di amministrare separatamente le terre e quindi i boschi gravati d'uso civico. Questo diventa una difficoltà dal punto di vista economico, in quanto seppur autorizzati con delega o per mandato di legge, questi non possono né gestire direttamente la vendita a legname e nemmeno introitarne il valore di vendita, in quanto questi sono compito esclusivo del proprietario, ossia il comune, previa l'impossibilità di vendere il legname, seppur certificato, senza dichiarazione di certificazione, diminuendo conseguentemente il prezzo di mercato dello stesso. In questo aspetto amministrativo mi risulta sia da tempo sul tappeto, dal momento dell'approvazione della delega dell'allora Comunità Montana, oggi Unione Montana, ma che ad oggi non trova ancora una soluzione, comportando un rallentamento della preparazione di bandi di vendita dei lotti boschivi da parte di entrambi gli enti. Pertanto, vista la situazione, sono a chiedere in che modo e in quali tempi si pensa di trovare la soluzione a questa importante problematica nella gestione del patrimonio boschivo comunale. Grazie. Grazie. Se vuole consegnare il testo dell'interrogazione, riprendiamo con l'ordine del giorno. Siamo alle repliche della Giunta, 40 minuti di tempo per le repliche. Chi inizia? Il Sindaco. Prego, Sindaco. Grazie e ben ritrovati. Allora, io cerco di dare intanto qualche risposta ad alcuni stimoli, alcune domande, alcune richieste che sono state fatte durante il dibattito e poi mi permetto di fare alcune brevi considerazioni di tipo più generale. Parto da alcune considerazioni che sono state fatte sull'impianto IMU, sull'impianto TASI, sulla TARI. Allora, innanzitutto per il consigliere Daré, l'IMU sulle stalle, no, le aliquote sulle stalle,
Allora, sono riferite esclusivamente alle pertinenze che sono eccedenti rispetto alla prima casa, sono aliquote che portano sostanzialmente un aggravio di 3-4 euro annuo per immobile, quindi siamo a livelli quasi impercettibili. In secondo luogo invece per il consigliere Marchese le abitazioni inagibili hanno già la riduzione IMU, si paga infatti il 50% del tributo, e questo è perché è previsto dalla legge. Per quanto riguarda la Tari invece le variazioni sempre per il consigliere Marchese si possono comunicare entro il 30 giugno senza alcuna sanzione, quindi noi abbiamo messo 60 giorni per un fatto di comodità degli uffici, ma non è che questo faccia scattare poi delle sanzioni a carico dei cittadini. Per quanto riguarda invece la assimilazione paventata dal consigliere Marchese fra la prima casa e le case da gioco e d'azzardo, mi permetto di dire che le prime case hanno solamente la Tasi, e la Tasi è stabilita al 2,5 per 1000 e il Comune poteva arrivare ad applicare fino al 3,3 per 1000 e ha applicato il 2,5 per 1000. Per quanto riguarda le case da gioco e d'azzardo, l'aliquota stabilita è il 2,5, cioè il massimo, perché oltre al 2,5 non si poteva andare, ma ovviamente questa si aggiunge all'IMU che già viene pagato del 7,6, quindi c'è un carico fiscale del 10,1 che è sicuramente molto rilevante. Credo che anche politicamente sia assolutamente percepito come da un lato vi sia un ricarico forte su quelle attività che danno comunque delle problematiche, generano delle problematiche per la nostra comunità, mentre dall'altro si è cercato di alleviare il più possibile il carico fiscale a carico delle prime case, introducendo anche due tipi diversi di detrazioni per situazioni specifiche piuttosto particolari, ma faccio presente che il grosso del gettito per un comune come quello di Belluno, per la sua struttura, viene ahimè dalle prime case, quindi noi non è che possiamo puntare su altre tipologie di immobili per recuperare 3,8 milioni di euro, dobbiamo necessariamente puntare sulle prime case e in parte sulle altre attività che danno dei gettiti che sono fortemente inferiori rispetto al gettito delle prime case. Sempre per il consigliere Marchese, il quesito all'Ustif richiesto dall'Unione, o meglio, per la diatriba che c'è stata con l'Unione Italiana Cechi per quanto riguarda la scala Lambioi, è appena arrivato l'esito di questo quesito, che viene trasferito al Ministero dei Trasporti, proprio lo fa direttamente l'Ustif, la quale comunque Ustif conferma effettivamente il regolamento del Comune della Bellunum, impedendo il trasporto dei cani per motivazioni di sicurezza a favore degli stessi cani e sollevando un dubbio che è il medesimo che avevamo sollevato noi, e cioè che anche laddove vi fossero dei cani addestrati per salire sulla scala mobile, il problema è individuare quale cane è addestrato per farlo e quale no, perché non esiste una modalità di riconoscimento rispetto a questo, ed è un problema che abbiamo sollevato noi dicendo possiamo permetterlo magari ai cani addestrati, ma non sappiamo come individuare questo requisito, neppure l'Ustif riesce a farlo, infatti dice sostanzialmente il regolamento applicato è corretto, salvo che il Ministero dei Trasporti non abbia diverse osservazioni da fare e ha trasferito il quesito al Ministero dei Trasporti per capire se invece hanno dei suggerimenti o delle interpretazioni di carattere diverso. Io credevo sinceramente che fosse stato molto chiaro in Commissione invece la questione relativa ai LEA e ai LIVEAS, ma mi sembra che sia stato un pochino forse anche un po' strumentalizzato. Per quanto riguarda il novero ci sono competenze che sono ovviamente di carattere sanitario, che quindi spettano all'azienda sanitaria, ci sono competenze invece che sono a carico ovviamente degli enti locali che agiscono per il tramite di strumenti propri, ovvero mediante altri enti su delega o comunque su accordo. Io faccio solo presente che in questo momento qua l'assistenza distrettuale, assistenza domiciliare anziani che è trasferito alla SERSA, fondo per la disabilità, strutture residenziali per anziani, semiresidenziali, centri diurni, comunità terapeutiche, sono tutte attività che il Comune direttamente o indirettamente effettua, e mi permetto di richiamare anche che il Comune attualmente trasferisce circa 750.000 euro alla ULSS per la gestione di queste funzioni, trasferisce quasi 600.000 euro alla SERSA per l'esercizio di altre funzioni ancora, a cui assomma 400.000 euro per rete di comunità, più le risorse che impiega ovviamente internamente mediante i propri servizi sociali. Quindi c'è una forte attenzione del Comune rispetto a queste tematiche.
Così come mi permetto di sottolineare per la consigliera Bortoluzzi che la questione invece riguardante le officine della cultura, sinceramente le officine della cultura non sono dei club privati, sono delle officine aperte a tutti, le persone continuano ad aumentare, questo è anche il simbolo del fatto che è un progetto assolutamente aperto a tutti. Non lo avremmo fatto pubblico, non lo avremmo fatto aperto a chiunque, vi sono persone che sicuramente non sono collocabili vicino a questa amministrazione all'interno delle officine. Questo credo che sia un dato evidente e che insomma chiarisca il fatto che sono assolutamente dei laboratori di cittadinanza attiva, insomma, che credo sia assolutamente molto importante. Venendo alle conclusioni, innanzitutto credo che sia doveroso da parte mia fare un ringraziamento intanto agli uffici che hanno molto e ben lavorato e anche facendo le corse, nonostante tutti ci lamentiamo magari del fatto che approviamo il bilancio il 30 giugno, che sembra una data sicuramente avanzata, ma il passaggio alla contabilità armonizzata è stato sicuramente un procedimento estremamente complesso. Siamo riusciti a farlo entro il 30 giugno in assenza dei dati del piano del riparto del Fondo di solidarietà e di tanti altri dati che oggi ci mancano, e questo è sicuramente grazie anche alla caparbietà degli uffici e ripeto, io credo sia opportuno che tributiamo loro anche quanto dobbiamo, insomma, perché hanno lavorato davvero molto, li abbiamo visti da vicino in questo periodo, hanno lavorato tantissimo e molto bene anche. Così come un ringraziamento ovviamente va ai consiglieri comunali, agli assessori tutti che hanno collaborato per la redazione del bilancio, con opinioni diverse di maggioranza e di opposizione, come è normale che sia e come è giusto che sia, ma il frutto di questo lavoro è sicuramente, credo, un buon frutto. E un ringraziamento particolare anche all'assessore Tabacchi che, come è stato detto, temporaneamente ha traghettato il bilancio del Comune di Belluno, vista l'impossibilità del professor Santesso a essere con noi, e ha fatto questo lavoro temporaneo di traghettamento del bilancio, sapendo che non è sicuramente l'assessore al bilancio, o meglio lo è temporaneamente, ma adesso che chiuderemo la fase ovviamente dell'approvazione di questo bilancio, naturalmente possiamo pensare a scenari diversi e più, diciamo, confacenti anche alle inclinazioni individuali. Un'altra annotazione ancora, sempre per il consigliere D'Arè, la questione che è stata sollevata relativamente al problema di salute pubblica relativo all'antenna del Castionese è una questione che ci sta sicuramente a cuore, che seguiamo molto volentieri, la segnalazione, noi ci prendiamo carico di questa segnalazione. È evidente che nel PAV vengono introdotte le alienazioni in serie, diciamo, di una serie di situazioni, tra le quali anche quell'appezzamento di terra originariamente individuato ancora dalla precedente amministrazione come possibile soluzione a quel problema, è stato inserito un po' in automatica, vale peraltro 4.000 euro, quindi è un importo che non incide sul bilancio, lo lasciamo inserito nel piano alienazioni perché è più complicato emendare il piano piuttosto che non dire che la Giunta si impegna sicuramente a rivalutare quella situazione e cercare di vedere se troviamo la soluzione che era stata anche prospettata e richiesta dal consigliere D'Arè nonché da altri consiglieri comunali, quindi c'è l'impegno della Giunta a riprendere in mano questo e non procedere con l'alienazione di quel piccolo appezzamento di terreno. Vengo infine alla questione delle riduzioni per le attività che si svolgono sopra una certa quota. Faccio presente che vi è già effettivamente un inizio di riduzione rispetto a questo con l'articolo 25 del regolamento che andiamo ad approvare, che stabilisce una riduzione di circa il 70% per quelle attività che si trovino in posizione tale per cui il servizio di raccolta non è sicuramente ottimale e non soddisfa gli stessi standard che soddisfa in pianura sostanzialmente, quindi lo si è riusciti a introdurre mediante questo tipo di voce e non mediante una voce che è specifica per locali sopra una certa quota, che è molto più difficile da giustificare dal punto di vista normativo. Allora questo è stato introdotto, introduce un 70% di sconto, può non essere la soluzione ottimale, può non essere la soluzione finale, cercheremo ovviamente di trovare soluzioni, possiamo farlo anche insieme, ancora migliori. Oggi normativamente e operativamente questo era lo strumento con cui siamo riusciti ad andare maggiormente in quella direzione. Faccio presente, solo per fare un esempio, uno dei nostri rifugi, insomma di quelli più famosi,
nostri Nevegal di rifiuti paga 52 euro grazie al fatto che esiste questo tipo di riduzione, quindi c'è un'attenzione particolare rispetto a questa questione che comunque riveste sicuramente un'importanza notevole dal punto di vista anche dell'indirizzo politico, del riuscire a mantenere vivibile ovviamente i territori di montagna, quindi siamo assolutamente d'accordo su tutto questo. Una prima considerazione invece, prima emergeva e sono dispiaciuto per questo, che dal dibattito sia emersa così una notazione di una scarsa partecipazione alla redazione del bilancio. Certo le tempistiche sempre affrettate, mi permetto di dire, per la redazione del bilancio non agevolano dei dibattiti che potrebbero essere più ordinati, più semplici, più lineari. Io di questo mi rendo conto e sono assolutamente consapevole. È migliorata la situazione delle documentazioni rispetto all'anno scorso, come ci è stato chiesto dai consiglieri, sia di maggioranza sia di opposizione. Ci sono state 2 commissioni bilancio e 7 giorni, diciamo, fra il termine ultimo per gli emendamenti e la consegna della documentazione. Sono state fatte le commissioni per ciascuna delle altre commissioni per spiegare, diciamo, programmi, attività e spiegare eventuali e dipanare, insomma, eventuali dubbi che vi fossero fra i consiglieri, però mi permetto di dire che che questo bilancio è stato costruito fortemente e leggendolo è evidente che emerge questo, è stato un bilancio che è fortemente intriso di una serie di indicazioni che vengono dai cittadini. Per chi ha seguito il tour delle frazioni, le indicazioni dei cittadini sono state chiarissime e le si ritrovano tutte all'interno di questo bilancio. Le indicazioni che hanno posto i sindacati CGIL, CISL e UIL, che abbiamo visto in 3 o 4 incontri e le cui richieste sono state quasi integralmente recepite, tant'è che è stato anche da loro espresso favore sia a mezzo stampa sia a mezzo, diciamo, comunicazioni. Sono state recepite le preoccupazioni di Ascom, di artigiani. L'Ascom anche pubblicamente si è detto soddisfatto di come è stato costruito questo bilancio. Sono state recepite le necessità dell'Ater, che certo non sono cittadini, ma è un ente che collabora con il Comune di Belluno nella migliore gestione possibile di una problematica che ci riguarda da vicino. Abbiamo lavorato con loro cercando di sistemare per esempio il problema delle aliquote Ater e stiamo lavorando con loro su una serie di altre progettualità che adesso andrò anche a spiegare. Allora, dal punto di vista della partecipazione si può sempre migliorare e si può sempre dire certo era meglio fare ancora qualcosa di più. Garantisco però che tante e moltissime istanze anche dei consiglieri comunali singoli, e i singoli consiglieri peraltro lo sanno, sono state recepite all'interno di questo bilancio, che mi permetto di definire sicuramente come un bilancio costruito con partecipazione, con la massima partecipazione che siamo riusciti a ottenere in questa fase. La seconda questione che secondo me è passata sotto traccia, invece io credo sia necessario rifocalizzare, è l'attenzione invece rispetto al ruolo politico di Belluno, che in questo periodo si sta ricostituendo, e credo che siano abbastanza evidenti le prese di posizione, ma anche il ruolo all'interno delle singole questioni e battaglie politiche che sono state condotte a livello provinciale, ma soprattutto a livello regionale, a livello nazionale, sia all'ANCI nazionale sia in Regione Veneto, e anche dall'altra parte il ruolo che il Comune di Belluno oggi sta rivestendo sempre più rispetto a alcune buone pratiche. Per l'amor di Dio, non tutto è buona pratica ed è un esempio, ma alcune buone pratiche che il Comune di Belluno ha messo in piedi e che oggi sono diventati punto di riferimento a livello regionale o a livello nazionale, oppure oggetto di studio. Questo credo che sia assolutamente importante per la nostra città, per il fatto come cittadini comunque di vivere in una città dove alcune buone pratiche sono riconosciute ad ogni livello. Credo che dovremmo anche questo riconoscerlo, e non per autocelebrazione, ma per il fatto che ci teniamo tutti, credo che la qualità della vita rimanga elevata. Giustamente la consigliera Bortoluzzi dice tutto questo sistema di relazioni, ma ha prodotto qualcosa alla fine? Io ritengo assolutamente di sì. Molte delle partnership dei progetti europei di cui abbiamo letto quell'elenco prima sono nate e si sono verificate grazie al fatto che c'è stato un intenso lavoro di relazione sia su progettualità europee che abbiamo letto prima, ovviamente la questione dello Smart City, Smart Community con il Comune di Treviso, ma ricordo anche l'intervento del Comune di Belluno insieme agli altri comuni capoluogo sulla questione del piano
Casa, insieme al ministro Zanonato, che ha portato all'impugnazione del piano casa del governo, da parte del governo nei confronti della Regione del Veneto. Penso all'intervento di Comuni Capoluogo sulla banda larga, che ha sbloccato i fondi CIPE, che ha fatto in modo che oggi vengano finanziati i bandi e partono adesso per la copertura della banda larga in provincia di Belluno. Il Comune di Belluno su questo, insieme agli altri Comuni Capoluogo, è stato assolutamente determinante. Penso anche ovviamente al tavolo che oggi è aperto dall'ANCI regionale con il governo, dove due interlocutori aggiuntivi all'ANCI per rafforzare le posizioni sono due comuni capoluogo, sono Belluno e Treviso, che oggi siedono al tavolo insieme ai 3 rappresentanti dell'ANCI regionali con il governo per stabilire regole nuove da applicare per il patto di stabilità e alcune misure di finanza pubblica, e questo è stato un lavoro molto importante che abbiamo svolto. Infine ricordo i progetti dello spazio alpino europeo che stanno per partire e in cui Belluno è protagonista insieme ad altre città alpine, e questo è il frutto ovviamente di un forte lavoro di relazione. La terza questione su cui volevo concentrarmi è l'eterno tema, ma è fondamentale ed è una scelta politica, credo, che dovrebbe essere condivisa da tutte le forze politiche, che è il tema del mantenimento della qualità della vita in una città che è svetta, che è in cima alle vette delle classifiche nazionali, e che ovviamente per il tipo di situazione in cui ci troviamo rischia continuamente di veder depauperato il patrimonio che ha acquisito. Non solo rischia di veder depauperato il patrimonio che ha, rischia di non veder mai valorizzato il patrimonio di cui dispone, come per esempio quello delle risorse ambientali e naturali, che hanno bisogno ovviamente di grandi progettualità ma anche di grandi risorse. Allora su questo un enorme sforzo in avanti è stato fatto, e io sono assolutamente d'accordo con le considerazioni che vengono fatte quando si dice: ma guardate che i giovani abbandonano Belluno, se ne vanno da Belluno, dalla nostra provincia, e che siamo in troppo pochi per pagarci i servizi. Sono considerazioni che io sposo e che noi sposiamo e su cui siamo assolutamente d'accordo. Sul problema del fatto che siamo in pochi a pagare, che siamo in pochi ad abitare la città di Belluno, penso che la questione del tribunale, la questione degli uffici giudiziari, la questione della caserma provinciale dei pompieri sia l'esempio lampante del fatto che c'è un sistema che oggi non può funzionare, e cioè l'ambito di erogazione dei servizi rispetto all'ambito di spesa per i servizi, che non coincidono, e è facile anche dire che probabilmente se noi fossimo una città da 60.000 abitanti e non da 36.000, probabilmente non avremmo una spesa per gli uffici giudiziari e per la caserma dei pompieri che di fatto equivale all'1,3 per 1000 dell'IMU prima casa, della TASI prima casa. Quindi su questo sono d'accordo. Come sono d'accordo sul problema dell'emigrazione delle giovani generazioni, che è, ed arrivo qua all'altra questione, che è ovviamente uno dei punti di maggiore interesse di questa amministrazione, perché credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che o noi invertiamo questa tendenza allo spopolamento delle giovani generazioni, oppure noi ci troviamo fra 30 anni in una provincia e in un territorio comunale anche completamente desertificato. Allora, per fare anche questo, e vengo anche a una serie di domande che erano sugli alloggi d'emergenza, eccetera, eccetera, due questioni volevo citare. Quando parliamo di cercare di mantenere i servizi adeguati e di investire su politiche per i giovani, che quindi vanno dall'infanzia fino ai 17 anni e 11 mesi, ma anche oltre, si cerca quindi di fare un'operazione che vada nella direzione di mantenere i giovani a Belluno o attrarre i giovani a Belluno. La questione che trovate nel PAV relativo agli alloggi intanto è un passaggio preliminare, tra l'altro ringrazio il consigliere De Col per l'ampio lavoro che ha fatto su questa situazione di patrimonio, su questo lavoro di ricognizione del patrimonio. È un passaggio preliminare che ci consente dopo di effettuare poi invece le scelte di merito, ma partono da una considerazione molto precisa, e vengo all'analisi dei bisogni che citava prima la consigliera Bortoluzzi, e cioè la considerazione secondo cui i 37 alloggi d'emergenza che noi oggi gestiamo sono totalmente inadeguati rispetto al bisogno che esprime la città. Sono inadeguati perché sarebbero alloggi di emergenza che dovrebbero servire per un periodo di tempo limitato per trovare una collocazione definitiva, e invece vengono abitati per anni, quindi la missione originaria viene assolutamente fallita. Quando la persona esce di lì non ha risolto la sua problematica e quindi siamo appunto a capo, ma soprattutto il costo di gestione di questi alloggi
è incredibilmente elevato e abbiamo studiato che convertire questo costo di alloggio in contributi alloggio significherebbe aiutare nella stessa identica maniera di come li aiutiamo nell'alloggio di emergenza un numero molto superiore di famiglie, perché il costo sarebbe inferiore e noi con i 20.000 euro per quell'alloggio di emergenza, se traduciamo 20.000 euro in contributi alloggio, non aiutiamo una sola famiglia ma ne aiutiamo 3. Quindi questo è il punto di partenza di una serie di ragionamenti che sono naturalmente ora da sviluppare nel merito, che quindi dovremo entrare nel merito e dovremo normare in modo preciso, ma questa è una considerazione che giunge dall'analisi dei bisogni che abbiamo effettuato con estrema attenzione. Una grande importanza è stata data, io ringrazio per per i consiglieri che si sono detti sensibili al tema, una grande importanza è stata data al tema della mobilità, che da un lato si esplica soltanto in una posizione politica che è quella della mobilità, dell'integrazione gomma-rotaia, che non è oggetto del nostro bilancio in modo diretto, anche se lo lambisce in qualche modo, ma il tema della mobilità sostenibile, che è un argomento su cui occorre lavorare fortemente, su cui sono state imbastite una serie di progettualità direi molto efficaci, che il Comune di Belluno ha avuto anche l'onore di andare a presentare tramite l'assessore Tommasi 2 settimane fa a Lione come best practice a livello europeo su come è stato costruito il progetto della mobilità sostenibile a Belluno, e questo non tanto probabilmente per l'oggetto della mobilità sostenibile, diciamo, del progetto, quanto per come è stato costruito, e cioè il fatto che abbia raccolto in sé una serie di coinvolgimenti di tutti i soggetti che a livello comunale entrano per forza di cose all'interno di questo ragionamento, e quindi con il coinvolgimento della scuola, delle istituzioni, della provincia, di tutti quegli soggetti che invece hanno assoluto bisogno di interagire fra di loro per la costruzione di progettualità che siano reali e quindi non siano semplicemente un parlarsi addosso. Questo ha generato anche l'adesione ovviamente al Moreco 2, che poi sarà oggetto credo anche di delibera a livello consiliare, perché è in via sostanzialmente di firma. Ecco, queste era per ripercorrere un attimo le tappe, diciamo, di questo bilancio che quindi esprime una serie di esigenze e di visioni che vanno verso una città che sia maggiormente sostenibile, ma maggiormente sostenuta dai propri cittadini in relazione alle proprie capacità, che è un punto fondamentale ed è un passaggio fondamentale, e io continuo ad insistere anche se qualcuno cerca di sminuire, diciamo, questo concetto. E questo vorrei dire però, è una considerazione invece mia personale, anche se penso di interpretare tutta la maggioranza. Io non credo assolutamente e non mi sento assolutamente presuntuoso nell'operare quotidiano, né presuntuoso nella modalità di operare nei rapporti con i consiglieri comunali e con la maggioranza in generale. Abbiamo sempre cercato di adottare il massimo criterio possibile di collaborazione, di trasparenza con i consiglieri comunali. I consiglieri peraltro lo sanno, perché quando hanno bisogno o quando hanno delle idee possono sempre venire, e questo credo nessuno possa ovviamente sconfessarlo. Di sicuro non c'è alcuna ostentazione di presunzione, di arroganza nei passaggi che sono stati effettuati in tutto questo periodo, ma semmai c'è una forte volontà di non ripetere errori del passato, di cui, e non è un'accusa, è una lettura da consigliere di minoranza di allora, di opposizione di allora, ripetere errori del passato, di essere ostaggi per un'intera legislatura in modo tale che vengano addirittura trasformati, completamente distrutti, quelli che sono gli intenti progettuali originari di una maggioranza, perché questo è avvenuto nella scorsa legislatura e io l'ho rilevato come consigliere di minoranza, e di questo sinceramente credo che non abbiamo assolutamente bisogno, anche perché, e concludo, non voglio rubare ulteriore tempo poi alle dichiarazioni di voto, anche perché questo vorrei che fosse chiaro: in questa amministrazione, e penso di poter parlare per tutti, non c'è nessuno che si trovi qui oggi a difendere il proprio posto all'interno dell'amministrazione,
ma ciascuno di noi convintamente oggi è in questo posto esatto, senza pretesa di difenderlo, solo perché venga mantenuta assolutamente la coerenza con il progetto originario sottoposto agli elettori, perché i cittadini che vi hanno dato fiducia, che hanno dato fiducia a questo progetto, meritano il rispetto della coerenza di quello che è stato promesso. Se viene meno questo, evidentemente viene il progetto originario, viene meno il rispetto ai cittadini. Ecco, io questo sinceramente non lo permetterei mai. Grazie. Grazie. Altri interventi della Giunta? Nessuno? Nessuno? Allora possiamo iniziare con le dichiarazioni di voto. Vi ricordo che sono 5 minuti per gruppo e che l'ordine è prestabilito, quindi Lista Civica Ida Bortoluzzi, prego. Grazie. Allora, per punti velocissimamente. Sulla partecipazione, il sindaco ha appena detto che ha sentito le associazioni di categoria, che ha sentito i sindacati, che ha sentito la gente, eccetera. Peccato che non abbia sentito i consiglieri di minoranza attraverso le commissioni. Allora, ripeto, abbiamo avuto una valanga di carte una settimana fa. Se questo è inevitabile, allora forse l'unico modo per far partecipare la minoranza è avviare un work in progress e man mano che il bilancio va avanti ci convocate e ci tenete informati e magari possiamo dire la nostra. Io spero che quello che ho sentito in commissione terza, credo giovedì, e cioè che riunire le commissioni costa, non sia il motivo per il quale non vengono riunite. Per quel che riguarda le iniziative culturali, consigliere De Biasi, e il fatto che siano pregevoli, io non lo metto in dubbio. Il fatto che richiamino persone al punto tale, come dicevo prima, da trasformare un visitatore in un turista, siamo ancora molto lontani. Le iniziative pregevoli riguardano ancora la crescita culturale, se vogliamo, di chi abita già qui, ma non sono ancora richiamo per chi viene da fuori. Quanto alle smart city, consigliere Porpora, lei dice che sono state investite somme ingenti. Io non le ho viste in bilancio, ma sarà colpa mia. Quello che io ponevo era il problema delle 5 V giornalistiche, no? Chi, dove, come, quando e con quali soldi. Per quel che riguarda gli alloggi di emergenza, sindaco, dal punto di vista puramente teorico funziona il ragionamento di dismettere gli alloggi di emergenza a favore di sostegno alle famiglie. Bisogna vedere però se le persone che si trovano in condizioni di emergenza hanno accesso al mercato privato. La mia esperienza di tanti secoli fa mi dice che ci sono degli indesiderabili che non si piazzano da nessuna parte e quelli non li piazzi con 400 euro al mese di sicuro. Quando parlavo di intercettazione della domanda e di soddisfazione del bisogno parlavo di questo. Infine le affermazioni del consigliere Casagrande. Da un lato ci dice non ho sentito contributi nel merito, anche se il sindaco ci ringrazia tutti, ma va bene così. Nel merito di che cosa? Di un bilancio che, come abbiamo detto, ha già una sua logica tutta tecnica e tutta di uffici. Il merito che io intendo è quello che dicevo prima, cioè la partecipazione nelle commissioni. Mi auguro che vogliate inaugurare un sistema nuovo. Ho però sentito dal consigliere Casagrande, al di là del siparietto sulla commissione del 2001, la apro e la chiudo, mi pare che capogruppo fosse Ermanno De Colla all'epoca della maggioranza, per cui è interessante andare a vedere queste cose, ma la chiudo subito. Ho sentito un discorso molto interessante sul fatto che le persone vengono poste al centro. È un tema che mi è molto caro, che mi era molto caro, però è un tema molto delicato e quindi vorrei capire nel futuro che cosa significa persone poste al centro, perché se è questo, due sono i filtri attraverso i quali l'amministrazione deve prendere le decisioni: l'individuazione del bisogno e il soddisfacimento del bisogno, per cui non potremo più parlare di salvare il reparto il servizio di non so, la dermatologia piuttosto che la medicina nucleare. Dovremmo chiedere che gli ammalati ricevano cure subito, velocemente, non importa dove. Non dovremmo più star là a parlare di scuole a tempo pieno, scuole non tempo pieno, ma dovremmo dire quanti bambini hanno bisogno di scuole a tempo pieno, ecco le scuole a tempo pieno, a prescindere da dove le sistemiamo. Il secondo filtro è le pari opportunità. Pari opportunità non significa che in commissione devono esserci tante donne e tanti uomini, pari opportunità non significa
che soltanto che nei CDA devono sedere le donne. Pari opportunità significa, in una città che vuole diventare smart city, vedere le risposte attraverso gli occhi dei cittadini. Va dalle strisce pedonali davanti all'ex PAM, dove mettevano sotto gli anziani come fossero polli, va dalla scelta dei servizi, va da tutto quello che una smart city deve tenere conto, cioè la sostenibilità della propria città, ma soprattutto l'inclusione sociale. Se questo è quello che voi pensate di fare, cioè di mettere le persone attraverso questi due filtri al centro dell'azione politica, io ci sto. Comunque, per quel che riguarda questo bilancio, non ho avuto molte risposte e quindi per il momento il mio voto è contrario. Grazie. Perfettamente nei 5 minuti. Tutti per Belluno non c'è, intesa dolomitica con Belluno non c'è, quindi lista civica con Antonio Prade. Prego, consigliere Pingitore. Buon pomeriggio. Mi sembrava prima che non arrivasse, allora che volevo dire a Orlando che ho preso per pochi secondi il tuo posto, perché non si sapevano i numeri, ma stai tranquillo però. Allora, io sarò... Non sono passato come Razzi, ma comunque. Allora, brevemente, nella dichiarazione, ribadendo quello che ho già detto ed espresso in sede di dibattito, vista l'incertezza in quei faldoni di progetti sulle opere pubbliche che ci ha mostrato Salti, parte sembrerebbe che dovrebbero essere realizzati in questi primi 6 mesi. Adesso non mi sento di votare questo bilancio a scatola chiusa, non per questo dal mio più convinto ottimismo in sede di variazione autunnale, mi aspetterò di vedere delle certezze, cioè alcune delle manutenzioni accennate prima, più entrate e sanzioni che ho anche detto prima, allora darò un voto positivo. Ricordo ancora alla Giunta di accelerare nelle priorità che ho espresso sulla rotatoria della Cerva e di alcune strade collassate tipo via Cappellari. Sarò buono, non parteciperò al voto. Grazie. Popolo delle Libertà. Il consigliere Prade, prego. Allora, continuando nel resoconto iniziale che parlavamo di cose amministrative, volevo però agganciarmi a alcune, diciamo, a conferma di quanto si diceva prima, che, viva Dio, prima o poi vorrete tradurre sul terreno reale i concetti di riappropriazione dei cittadini della città, delle pari opportunità, delle persone poste al centro sul piano concreto. E se il sindaco ci dice, come ha concluso il suo intervento, che bisogna avere coerenza con quanto è stato promesso, allora prima o poi vorrete dare ragione di quello che materialmente in 2 anni avete fatto coerentemente con le promesse iniziali. Per cui avevo iniziato prima parlando di cose banali, e cioè della movida notturna, dove c'era stato raggiunto un punto di equilibrio a un certo momento qualche tempo fa, e anche addirittura una situazione così banale è scappata di mano. Non parliamo di Terna, un ordigno che vi è scoppiato in mano, incontrollato e che non avete saputo controllare, fuori controllo. Non parliamo dei lavori pubblici, a me fa piacere che anche oggi in più passaggi sia stato riconosciuto il lavoro della precedente amministrazione. Difatti mi pare che state esaurendo tutto sommato il complesso degli interventi che erano stati in qualche modo finanziati ed attivati. Abbiamo visto 5 fascicoli lì oggi. Io, insomma, un minimo di pudore l'avrei avuto, non abbiamo capito se fossero 5 nel senso che fossero stati ritenuti tanti o fossero 5 perché era il poco che avete saputo produrre sino ad oggi, ma questo mi pare che dovrebbe essere fatto un resoconto al riguardo. Non parliamo poi del Nevegal, perché sul Nevegal bisognerebbe che ci diceste da quale contesto intendete ripartire, visto che comunque avete distrutto sostanzialmente tutto. Allora, detto questo, dico solo che questo dal punto di vista amministrativo, e poi c'è il problema squisitamente politico. Vi avevate messo una medaglia al petto nella campagna elettorale perché eravate fuori dai partiti e fuori dalla politica, ma fatevi oggi un esame di coscienza serio sul tema relativo
al livello di isolamento che avete creato a livello politico, che vi siete creati a livello politico. Non avete legami fuori. Allora guardate che la città soffre di questo. Lo dico senza alcun tipo di polemica, guardando in faccia la realtà. Però guardate che la vostra attitudine ad essere indipendenti, senza coloranti, slegati da tutti, oggi conduce questa città ad un totale isolamento. Non parliamo poi del problema legato al rapporto col resto del territorio, perché sul resto del territorio, guardate che il resto del territorio guarda da Belluno come altro da sé, non dico in termini di ostilità, ma comunque in termini di diffidenza. Guardate cosa avete fatto, per cortesia, un organismo significativo come era la conferenza dei sindaci. Ogni tanto diteci cosa, sindaco, lei ha voluto coprire che quella sedia lì, ma dica cosa fa e che cosa sta conducendo e cosa sta producendo oggi la conferenza dei sindaci, soprattutto su un tema significativo come quello della sanità. C'è qualche lavoro, una prospettiva, una qualche situazione in cui si può pensare a un futuro concreto su questo? Tutto qui. Io non ho, quando parlavo di presunzione prima, diciamo coltivata con una certa prosopopea, come dicevo, lo dico solo perché avete questa strana vocazione di, come dire, arroccarvi in una sorta di isolamento in cui la situazione politica che si è coltivata con il patto negli ultimi giorni è nella dimostrazione. Qui, anziché essere il più possibile inclusivi, e cioè di chiedere eventualmente una partecipazione maggiore a una situazione di forte criticità che è rappresentata dalle difficoltà che vive la città, come dire, si cerca anzi di selezionare i migliori, e cioè i più bravi siamo solo noi. Anche chi ha fatto il portatore d'acqua quando era ora non è giusto che appartenga al circuito di quel cenacolo che comunque al massimo produce 5 fascicoli, perché questo è quello che fisicamente oggi abbiamo visto. A me pare che veramente su questo dobbiate fare un serio esame di coscienza e delineare una prospettiva in cui concretizzare veramente le vuote parole, perché siamo a livello di spot. La riappropriazione della città da parte dei cittadini è qualcosa che appartiene agli anni 70 e che ormai oggi la gente ha bisogno di risposte concrete, perché non siamo ancora al livello di avere fame, ma prima di partire ancora con slogan di tipo pubblicistico e promozionale, guardate che si va verso una situazione in cui veramente dobbiamo poi appoggiare il manifesto dei 5 Stelle sul tema dell'agricoltura, della pastorizia e del futuro del settore primario in questo nostro territorio, se non pensiamo ad avere una prospettiva concreta per il futuro. Grazie. Movimento 5 Stelle, prego consigliere Marchese. Fra le altre cose, nel DUP si legge che proseguono gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Domanderemo quali siano stati quelli effettuati negli scorsi 2 anni. Apprezziamo l'onestà dell'assessore Tabacchi, il quale ha dichiarato alla stampa, oltre che oggi in questo Consiglio, quanto gli 80 euro di Renzi siano una bella presa in giro, cosa che il sindaco dimentica quando sottolinea il costo di altri servizi di ambito vasto. In merito a quanto scritto sul Nevegal, trovo più che apprezzabile l'idea di un'aliquota IMU differenziata per le seconde case date in affitto. Non mi sembra già attuato, prossimamente magari ci spiegherete quando c'è. In merito alla Sersa si legge che verranno studiati i sistemi, eccetera. Dubbi anche qui, ma perché mi sembrava si stesse già parlando di azienda speciale, forse mi sbaglio anche qui, ma mi sembrava ci fosse un buon progetto di unificazione di vari servizi e case di riposo in un'azienda speciale. Non so se sia ancora in auge. Della situazione del teatro ne abbiamo già parlato stamattina, segnalando come per 2 anni siamo rimasti in attesa della realizzazione di un motore che faccia girare la cultura a Belluno e non faccia girare solo il resto con litigi mediatici che poco portano alla cultura, anzi potrebbero insegnare come si fa a non mediare e come si possa trovare il modo di far scomparire realtà che da una parte o dall'altra per la cultura si sono sempre impegnate. Sportivamente, tutte le informazioni in merito sono attualmente ufficiose e sebbene diano buone prospettive, migliorate rispetto all'iniziale idea di una totale privatizzazione, sono frutto di chiacchiere da bar e pertanto
con l'attendibilità di tale informazione, per quanto spesso migliore di quella dei media abituali. In queste chiacchiere si parla della gestione di una spiaggia di sabbia, magari gettata nel bel mezzo del bosco. Chiederò al sindaco, avrei voluto farlo oggi, di smentire una cavolata di tal genere. Nota a margine, non si parla nel documento di come si intenda sviluppare quest'area o quantomeno di come si intenda metterne in sicurezza gli accessi. Tornando al merito di sportivamente, vorrei domandare anche altro, ma so che fintanto che la società non vedrà approvato il consuntivo 2013, che dovrebbe avvenire oggi, migliori informazioni ufficiali non si possono ottenere. Un'altra nota a margine a riguardo: il bilancio armonizzato dovrà essere consolidato con i dati delle società partecipate. A tal riguardo balza all'occhio come nel preventivo 2014 vi sia il dato di chiusura del 2012 e non del 2013, per non parlare anche delle date di approvazione dei bilanci. Sulla politica giovanile purtroppo non sono riuscito a capire bene l'indirizzo della Giunta, quindi non esprimerò in merito alcun commento. Leggendo le linee programmatiche comunque si fatica a non concordare con buona parte delle visioni, ma osservando il passato ci si domanda, riportando le promesse che si possono leggere nella prima pagina del consuntivo 2013, quale sia la capacità di questa amministrazione di tradurre in fatti le ambiziose idee che continuiamo a leggere nei bilanci preventivi. E ascoltando il dibattito è apparso evidente come in molti siano in attesa di vedere qualcosa da un paio d'anni. Mi dispiace, ma una cosa è mancata, qualcosa che, come letto nella discussione, era stato promesso oltre 2 anni fa, qualcosa che in realtà ci sembrava di aver brevemente visto all'inizio del mandato, ma che poi è scomparso, forse nei giochi politici: la condivisione e collaborazione. Come pensate che sia possibile, sempre citando la campagna elettorale del sindaco, per la gente poter partecipare direttamente all'attività del comune se non riuscite a mettere in grado di parteciparvi nemmeno i consiglieri comunali e non solo quelli di minoranza, come si è ben evinto dalle recenti polemiche che sono sfociate nella fuoriuscita del patto dalla maggioranza? 7 giorni per studiare e approfondire e trovare pro e contro ad una serie di documenti di oltre 400 pagine, io che per fortuna purtroppo lavoro, non sono ancora riuscito a terminare l'approfondimento e non parliamo ancora di bilancio partecipato. Ribadisco come ormai oltre 2 mesi fa chiesi un incontro per parlare di IMU, Tari, Tasi e mi si rispose che era troppo presto. Non so fra di voi quando abbiate iniziato a parlarne. Noi eravamo e siamo disponibili al confronto aperto e sincero. Abbiamo iniziato la nostra impresa in questo Consiglio con voti di speranzosa astensione, ma sino a ciò che quanto detto non sarà effettuato e percepito, non si può fare altro che lasciarvi votare questo documento uscendo dall'Aula. Un segno di protesta verso questo modus operandi che non ricalca minimamente quanto viene scritto in tutti i vostri documenti programmatici. Grazie. Patto per Belluno. Prego, consigliere Balcon. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La domanda che molti di quest'Aula si porranno è: cosa farà il patto per Belluno? Perché è logico, diciamo che il patto per Belluno prende atto di quello che ha letto sulla stampa. Questa è la verità, sacrosanta. L'abbiamo preso, prendiamo atto. Certamente eravamo abituati a star fuori la porta, perché noi non abbiamo mai potuto gestire la stanza di bottoni, ma non per questioni di caree, come qualcuno si dice, di prebende o via di seguito, ma era perché chi viene eletto, viene dagli elettori, ha non solo il diritto, ma più che altro il dovere di amministrare questa città, cosa che al patto è stato inibito. Ma detto questo, entriamo nel merito del bilancio di previsione. Il bilancio di previsione che in genere è lo strumento cardine di un'amministrazione. Certamente in ogni bilancio si vedono dei punti neri e dei punti bianchi, punti rosei anche, niente da che dire. Certamente nel complesso vediamo che non siamo del tutto soddisfatti. Partiamo da quella oasi che si è creata sulla spiaggia di Lambioi, che ci è stato decantato come un favore che viene fatto al patto per Belluno. Primo, non è un favore per il patto per Belluno. Questa è una prerogativa dei cittadini per avere uno spazio di svago e via di seguito, specie per le famiglie in difficoltà,
per non avere un immondezzaio come che c'era fino a poco fa, e questo bisogna darne atto, e anche per certe frequentazioni che molti vogliono combattere. Detto questo, però, non siamo soddisfatti della gestione, perché siamo stati quasi estromessi dal tutto dopo averla portato avanti. Qualcuno ti dirà, ma adesso partiamo, il 15 luglio partiamo con la spiaggia dei Lambioi. Ma quale spiaggia? Dov'è la spiaggia dei Lambioi? Un po' di sabbia dentro in un quadrato. Noi avevamo delle prospettive, abbiamo visto i comuni vicini che in pochi mesi hanno avuto la loro opera, la loro spiaggia, il loro lido. Belluno, sono 2 anni che siamo quasi fermi. Qualcuno dirà colpa degli uffici, non è colpa degli uffici. Qualcuno dirà colpa della sovrintendenza. La domanda alla sovrintendenza delle autorizzazioni è partita il 7 di aprile. Le domande, i permessi al Genio Civile per realizzarla è pervenuta al Genio Civile il 30 di maggio, quindi non si poteva dire a metà giugno, ma finalmente sono arrivati i permessi. No, i permessi sono stati chiesti in ritardo. Dove poi doveva nascere la spiaggia, e questo è il bello, il paradosso, in prossimità, non solo non ci sono state le richieste di autorizzazioni, ma non c'è neanche la concessione, quindi sogniamoci quest'anno la spiaggia, avremo un mucchio di sabbia, avremo il picnic, avremo quel che si vuole, ma la finalità che si voleva non è stata realizzata, e questo non potrà essere realizzata. Ma questo è uno degli elementi, era per dimostrare che non tutto va bene. Poi un'altra cosa, ho sentito parlando di imposte, tasi, tares, eccetera. Bisogna aumentare, le aliquote, bisogna tirare via, ma io mi sarei aspettato, causa la caserma dei Vigili del Fuoco, causa tribunale, perché è vero, tutto grava sul comune capoluogo, ma io avrei voluto vedere il sindaco di Belluno, il nostro sindaco, andare a Roma a consegnare la fascia tricolore al Presidente del Consiglio, visto che lui è anche renziano. Questo avrei voluto vedere io dal nostro sindaco. Invece ha chiesto, come si vuol dire, la carità, ha chiesto la collaborazione dei sindaci della provincia. Ben fatto, ma questo lo doveva fare anche per la Terna in senso collaborativo, ciò che non è avvenuto. Allora ci sono altre cose da dire, ma cosa dobbiamo dire? Certamente, dicevo prima, ci sono dei dati buoni e dei dati cattivi. Il giudizio però in linea generale il nostro è negativo, e su questa scorta noi al momento del voto lasceremo l'Aula. Grazie. Grazie. Partito Democratico, prego consigliera Bettiol. Mi riallaccio alle ultime dichiarazioni di Balcon, e come ho detto prima, cioè io non lo so chi è renziano in quest'Aula, ma certo mi pare che a parole forse la maggioranza lo sia, ma oggi, l'ho detto anche prima, oggi come in anche qualche tempo fa ho sentito attacchi continui al governo presieduto da Renzi, e quindi forse è meglio che ci chiariamo una volta per tutte, perché questa storia sta cominciando a dare molto fastidio anche ai cittadini. Naturalmente noi prenderemo i verbali di questo Consiglio Comunale e, facendone parte di un partito strutturato, li manderemo a chi di dovere, perché è giusto che si faccia un po' di chiarezza, perché io non posso proclamarmi renziano e poi dire che è una porcata le 80 euro, non posso farlo, anche perché non è affatto una porcata. Evidentemente poi qui non è così facile governare meglio, perché non mi risulta che si mettano soldi nelle tasche dei cittadini dal governo di questa città, per cui un po' di rispetto per chi prova a farlo, e ripeto, lo dico io che non sono una renziana della prima ora, ho il coraggio di dirlo, penso che ci voglia sicuramente. Allora, ho sentito parlare di buone pratiche, io non ho dubbi che il Comune stia attuando delle buone pratiche, perché non è mica tutto sbagliato quello che fa un'amministrazione e tutto giusto quello che fa un'altra, per carità, però vorrei che si passasse dagli slogan, dalle formule vuote ai contenuti. Si dice le buone pratiche che fungono da riferimento regionale sono queste, perché c'è sicuramente un difetto di comunicazione tra il Consiglio e l'amministrazione, perché l'abbiamo visto. Si dica quali sono e noi saremo in grado di dire lo sono o non lo sono, anche per noi le sosteniamo o non lo sosteniamo. A proposito delle prestazioni sociali, non ho mai detto che il Comune non le fa, ci mancherebbe, obbligo di legge, ho solo detto che non esistono i livelli essenziali di assistenza nel sociale, non esistono, e lo ribadisco, non esistono proprio. Per quanto riguarda l'assessore
non ho capito se l'assessore Tabacchi resta o meno, mi pare di aver capito che resterà senza la delega al bilancio, da come ha risposto il sindaco, però non l'ho capito, mi piacerebbe sapere se la giunta rimane questa o sono previsti avvicendamenti a brevissimo, visto che il bilancio viene approvato oggi. Allora, ho sentito dire sia da Massaro che da Casagrande, la nostra idea è quella di una città orientata alle pari opportunità. Certo, ma chi è che non vuole essere orientato alle pari opportunità? Ma neanche la gente di destra oggi non vuole non essere orientata alle pari opportunità, perché la gente li prende coi forconi, capisci, Casagrande. Io non voglio sparare sulla Croce Rossa, però bisogna anche insomma, parlare con un po' di buonsenso, no? Ma il problema è che lo sviluppo di una comunità deve essere orientato alle pari opportunità. Ma quale tipo di sviluppo vuoi tu? Io chiedo quale tipo di sviluppo vuole questa amministrazione e tu non mi puoi dire ditemelo voi, perché noi lo sapevamo il nostro programma e perché da che mondo è mondo è chi governa che deve sapere cosa vuole fare per una città, non può dire agli altri ditemelo voi perché io non lo so, perché non funziona così, non funziona così. I nostri contributi siamo disponibili a darli e li abbiamo dati in tutte le sedi, vedi Terna, dove non avete fatto neanche un'osservazione perché non eravate capaci di farle, però bisogna che le persone siano messe in condizione di farli, perché se comprare non erano sufficienti 7 giorni per il bilancio e non erano sufficienti perché facevate l'opposizione e io non c'ero, non sono sufficienti neanche per noi, va bene? E neanche nel 2001, no? Visto che c'era il capogruppo, ha fatto malamente il capogruppo? Sì, l'ha fatto malamente, decisamente, ma allora io dico che se hanno sbagliato gli altri, abbiamo sbagliato, benissimo, non bisogna mica continuare a sbagliare, bisogna essere migliori, soprattutto quando ci si pone di fronte all'elettorato come i migliori, bisogna essere migliori. Ecco, quindi noi i contributi nel merito li avete avuti da tutti, no? Avete detto che avete incontrato sindacati, categorie, associazioni, avete incontrato tutti, tranne i consiglieri comunali di minoranza e penso anche di maggioranza, perché altrimenti tutto questo brusio per la città non si capisce, tutti questi post dei consiglieri comunali di maggioranza che scrivono che il sindaco si deve dare una mossa su Facebook, io non li capisco, perché io dalla maggioranza non li ho mai scritti, no, perché me li chiarivo dentro le sedi della maggioranza, per cui se tutto questo coinvolgimento c'è stato, non ci sarebbe motivo che ci fosse tutto questo casino sui giornali che non fa bene sicuramente all'amministrazione, non fa bene alla città. Dopodiché, vi ripeto, noi l'idea di città che avete saremo anche duri di testa, ma non abbiamo capito qual è. E la cosa che ci preoccupa è che noi pensiamo che non ce l'abbiate. Questo bilancio è un bilancio, come ho detto, tecnicamente ineccepibile, ma non è un bilancio prudente, perché i buoni amministratori devono fare un bilancio prudente, è vero, è un bilancio che non ha nessun coraggio politico, che non usa neanche quegli spazi che la cosiddetta armonizzazione vi ha lasciato, che non sono soldi, sono spazi che sono quasi 1 milione di euro, per fare investimenti per questa città. Perché, ripeto, lo sviluppo sostenibile qualcuno lo deve consentire, Ci deve essere qualcuno che lavora, paga le tasse per fare lo sviluppo sostenibile, ma se questo non avviene perché la città muore e chiudiamo i battenti, voglio vedere chi lo mantiene lo sviluppo sostenibile in questa città ed è per questo motivo che siamo costretti ancora una volta a votare contro al bilancio. Grazie. Insieme per Belluno, consigliere Casagrande, prego. Io ringrazio la consigliera Bettiol che guarda sempre me come se avessi redatto io il bilancio. Comunque, probabilmente ho detto che ringrazio la consigliera Bettiol che guarda me come se avessi redatto io il bilancio e portassi io tutto il peso dell'amministrazione. Ma, per forza, perché questo bilancio va difeso, ma ritorno su quella che era il mio intervento iniziale. La mia era una battuta, ma vedo che probabilmente forse ho usato toni un po' forti, ma per dire c'è una lamentela che il bilancio non è arrivato in tempo utile, ma ho riferito a quello che succede in passato, non mi sembra che la pratica sia cambiata, per cui fare un'accusa all'amministrazione quando in passato la pratica era sempre la stessa lo trovo francamente fuori luogo. Tutto qui era semplicemente una battuta. Su poi quelle che siano le dichiarazioni dei renziani della prima ora o quelli dell'ultima ora, secondo me alla fin fine poco cambia, ci sono quelli da prima e ci sono quelli dell'ultima, soprattutto chi magari in campagna sosteneva per figure diverse da quella di Renzi, ma tant'è. Entro nel merito del bilancio. È un bilancio buono, veramente un buon bilancio. Io ho sentito parlare che fuori di qui siamo isolati. Io non so, consigliere Prade, però il sindaco l'ha detto prima, c'è una partnership con Treviso, questo dimostra tutto fuorché essere isolati, e Treviso non è proprio una provincia che ha guardato a Belluno prima d'ora con un occhio insomma amichevole.
per cui credo che questo sia un grande passo in avanti. Seconda cosa, si è detto cosa viene fatto nella conferenza dei sindaci. Beh, è notizia di pochi giorni fa che il Parlamento ha approvato una norma sulle aziende speciali che servirà a tutta l'Italia, e questa norma è nata proprio in conferenza dei sindaci alla US numero 1 proposta dal sindaco Massaro. E la trasformazione, questa norma consentirà la trasformazione di Sersa in azienda speciale, e questo appunto ha avuto origine proprio a Belluno. Ma forse Zannonato si è fatto proprio... Qui non si dice sta zitto a nessuno, se non a chi parla quando non ha la parola. So Quindi che si abbia scalda, pazienza, però... consigliera Bettiol, stia calma e tranquilla, se è stato Zannonato a proporla, chiami Zannonato. Chi sicuramente ha letto i giornali lo saprà. Comunque, Comunque detto questo, io ritengo Casagrande. appunto che il bilancio vada nella direzione che era stata indicata e tracciata nel programma elettorale. E un ultimo pensiero va agli amici del patto che ho sentito in quella sentita dichiarazione di voto, e a voi amici del patto che avete condiviso con noi un percorso magari difficile, ma comunque pur sempre un percorso, e che avete partecipato a tutte in realtà le fasi di questo bilancio. Non è vero che siete stati esclusi, siete stati coinvolti tanto quanto è stato coinvolto il nostro gruppo o il gruppo che siede appunto al mio fianco di movimento. A voi che avete visto i primi frutti delle cose in fondo che chiedevate, per esempio la spiaggia di Lambioi, chiamiamola spiaggia, chiamiamola come si vuole, insomma. Comunque dopo anni che questo tema veniva chiesto e in realtà non veniva mai ascoltato, a voi chiedo come si faccia appunto a non votare un documento che è stato ispirato anche dalle vostre idee e dalle vostre richieste. Ecco, io sono certo che nella libertà del voto qualcosa risuonerà tra i vostri scranni nel momento del voto. Per quanto invece riguarda il nostro gruppo, sicuramente il voto è un voto favorevole. Grazie. Grazie. Il movimento, consigliera Olivotto, prego. Grazie Presidente. Comincio subito con una battuta. Io non sono né pro Renzi né contro Renzi, non so qua chi sia renziano o non sia renziano. So solo che gli 80 euro in busta paga, che poi vanno a qualcuno, non a tutti, costano sugli enti locali, mi pare un terzo a carico di provincia, un terzo a carico dei comuni, non ricordo, comunque c'è un taglio anche a carico dei comuni. L'ho detto in commissione, lo dico anche qua pubblicamente, alla fine di tutto il giro sarebbe bello vedere in comune di Belluno quanti quattrini arrivano nelle tasche dei cittadini e quanti se ne vanno attraverso la riduzione dei trasferimenti statali per coprire questa manovra. Detto questo, mi fermo qua, però ci tenevo a dire questa cosa qua. Io ringrazio la Giunta, ringrazio il Sindaco per il lavoro che è stato fatto, è stato un lavoro partecipato. Mi associo a quanto ha detto il consigliere Casagrande e mi rivolgo al Patto per Belluno, non capisco perché diciate che non siete stati coinvolti in questo lavoro, perché questo non corrisponde al vero. Per quanto riguarda il progetto della città, abbiamo presentato 400 pagine, l'abbiamo detto prima, mi sembra che il progetto lì dentro sia ben chiaro, ci siano moltissime cose che sono state messe sul piatto, voglio un po' riassumere velocemente appunto la questione Smart City, il portare avanti la cittadella del terzo settore presso la caserma Piave, i lavori di manutenzione in collaborazione con l'Unione Montana attraverso una pianificazione puntuale dei vari interventi necessari, le bitumature, lo sviluppo dell'area del parco fluviale di Lambioi, i primi incarichi per l'avvio del PAS, il risparmio energetico, in particolar modo i 195.000 euro sulla piscina, tutte le attività che viene svolta sulle società partecipate. Qui apro una parentesi e faccio un altro complimento al Sindaco, perché se BIM GSP ha cambiato rotta è stato grazie a questo lavoro enorme che ha fatto il Sindaco Massaro nell'individuare un amministratore capace di prendere in mano la situazione e unire tutti i sindaci della provincia su questa questione. Sulla norma rispetto alle aziende speciali ha già detto il consigliere Casagrande. Voglio ricordare un altro aspetto molto importante che all'interno di questo bilancio, sul quale forse non abbiamo dato tanta enfasi, le manutenzioni sugli edifici scolastici che sono previste, a cominciare dai 300.000 euro sulla scuola Nievo, la scuola Ricci, Giammosa, la Gabelli, gli interventi sul teatro, il mantenimento dei servizi alla persona, le attività culturali, in primis la retrospettiva su De Biasi. L'ampliamento sul
patto di stabilità, quindi l'ampliamento della possibilità di spendere di più, è sfruttato in questo bilancio? Non è vero che non è sfruttato. È sfruttato sì, sono previsti circa 6.700.000 euro di pagamenti in conto capitale. Certo, da domani bisogna lavorare, qui diamo uno stimolo alla Giunta affinché faccia lavorare bene gli uffici, affinché possiamo realizzare i progetti che sono inseriti in questo bilancio. Questo bilancio ha molto di politico, ci sono delle scelte politiche ben precise, sono chiare se le si vogliono vedere, se non si vogliono vedere chiaramente no, ma se le si vogliono vedere le scelte sono molto chiare e sono scritte. Ritengo che vada assolutamente approvato, non tanto per il bene nostro, quanto per il bene della città di Belluno, perché i cittadini si meritano che tutte queste attività vengano avviate e vengano portate a termine, perché sono coerenti con quanto è stato previsto, coerenti con le linee programmatiche approvate da questo Consiglio Comunale. Peraltro anche in questo stesso Consiglio c'è stato anche qualcuno della minoranza, anche in occasione dell'approvazione del rendiconto, che ha anche sostanzialmente confermato questo, cioè che c'è una linea comunque di coerenza tra quanto previsto e quanto poi è realizzato. Il programma elettorale è quello che è stato votato dai cittadini, la coerenza c'è e bisogna andare avanti. Il nostro voto naturalmente è favorevole. Grazie. Bene, allora a questo punto mi pare che ci siano dei gruppi che hanno dichiarato di non partecipare al voto, chiedo se restano o se si assentano. Appunto, se il consigliere Pingitore non partecipa al voto ed esce dall'aula, nominiamo un altro scrutatore, se invece non partecipa al voto rimanendo, bene, allora vi prego di avere un po' di pazienza perché dobbiamo procedere a 24 votazioni. Allora, adesso votiamo sul punto 1, programmazione incarichi di collaborazione per l'esercizio 2014. Un attimo solo. Non c'è la consigliera Bettiol, mi pare. Votazione aperta. Punto 1, sì, punto 1, scusa. Consigliere Costa. Bene, allora, esito della votazione, presenti 23, presente non votante 1, votanti 22, contrari 5, favorevoli 17, quindi il punto 1 è approvato. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità del provvedimento di cui al punto 1. Un attimo. Votazione aperta, prego. Consigliere Costa. Bene. Esito della votazione, presenti 24, presente non votante 1, astenuti 2, votanti 21, favorevoli 17, contrari 4, quindi l'immediata eseguibilità è approvata. Passiamo alla votazione sul punto 2. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvazione per il triennio 2014-2016. Votazione aperta, prego. Consigliere Bettiol. Bene. Esito della votazione, presenti 24, presenti non votanti 1, astenuti 1, contrari 5, favorevoli 17, quindi il punto 2 è approvato. Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità.
Votazione aperta, prego. Consiglieri Prade e Bettiol. Esito della votazione, presenti 24, presente non votante 1, astenuti 1, votanti 22, favorevoli 17, contrari 5, l'immediata eseguibilità del punto 2 è approvata. Passiamo al punto 3. Programma triennale opere pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale 2014. Votazione aperta. Ghirardini, De Biasi. Esito della votazione, presenti 24, presente non votante 1, votanti 23, contrari 6, favorevoli 17, quindi il punto 3 è approvato. Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità. Votazione aperta. Bristot e Prade. Esito della votazione, presenti 24, presente non votante 1, votanti 23, contrari 5, favorevoli 18, quindi l'immediata eseguibilità è approvata. Del punto 3 è approvata. Passiamo al punto 4, aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie, ai sensi della legge 167-62, 865-71 e 457-78. Determinazioni. Votazione aperta. Consigliere Costa ancora. Esito della votazione, presenti 24, un presente non votante, votanti 23, contrari 6, favorevoli 17, il punto 4 è approvato. Passiamo al voto sull'immediata eseguibilità. Un attimo solo che la votazione non è aperta. Possiamo votare immediata eseguibilità sul punto 4. D'Alfarra Eleonora e De Biasi Francesca. Esito della votazione, presenti 24, un presente non votante, votanti 23, contrari 6 e favorevoli 17. Quindi il punto è approvato. Quindi passiamo al punto 5, addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2014, 15 e 16, determinazione delle aliquote e conseguente modifica regolamentare. Votazione aperta. Bene. Esito della votazione, presenti 24, un presente non votante, votanti 23, contrari 2, favorevoli 21. Quindi
il punto 5 è approvato. Passiamo al voto sull'immediata eseguibilità. Votazione aperta. Massaro, Bristot, Ghirardini, Prade. Esito della votazione: presenti 24, un presente non votante, votanti 23, contrari 2, favorevoli 21. Quindi è stato approvato il punto. Era già l'immediata eseguibilità. Va bene, punto, quindi era l'immediata eseguibilità. Punto 6, approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale. IUC componente IMU 2014, imposta municipale propria. Votazione aperta. De Biasi. Esito della votazione: presenti 25, è arrivata la consigliera Visalli, presenti 25, presenti non votanti 1, astenuti 5, contrari 2, favorevoli 17, quindi il punto 6 è approvato. Passiamo alla votazione della immediata eseguibilità. Votazione aperta. Consigliere Bristot. Anche qui come 10 anni fa, Rufus. Presenti 25, presenti non votanti 1, astenuti 5, votanti 19, astenuti 5, contrari 2, favorevoli 17, quindi l'immediata eseguibilità del punto 6 è approvata. Punto 7, aliquote e detrazioni dell'imposta unica comunale, componente IMU, imposta comunale proprio 2014, approvazione. Votazione aperta. Consiglieri Bettiol, De Moliner, Costa, Visalli. Ancora Bettiol, Visalli. Esito della votazione: presenti 25, presente non votante 1, astenuti 1, votanti 23, contrari 6, favorevoli 17, il punto 7 è approvato. Passiamo alla votazione sulla immediata eseguibilità. Votazione aperta. Massaro, Bristot, De Moliner, Costa, Prade. Ancora il consigliere Costa. Sì, a posto. Esito della votazione: presenti 25, presente non votante 1, votanti 23, astenuti 1, contrari 6, favorevoli 17. L'immediata eseguibilità del punto 7 è approvata. Passiamo al punto 8. Approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, componente Tasi, tributo per servizi indivisibili. Votazione aperta.
Bristot. Esito della votazione: presenti 25, presentano votante 1, votanti 19, astenuti 5, contrari 2, favorevoli 17. Il punto 8 è approvato. Passiamo al voto sull'immediata eseguibilità. Votazione aperta. Consigliere Costa. Esito della votazione: presenti 25, presentano votante 1, votanti 19, astenuti 5, contrari 2, favorevoli 17. L'immediata eseguibilità del provvedimento di cui al punto 8 è approvata. Punto 9. Aliquote e detrazioni dell'imposta unica comunale, componente TASI 2014, tributo per i servizi indivisibili, approvazione. Votazione aperta. Bristot. Esito della votazione: presenti 25, presentano un votante 1, votanti 24, contrari 7, favorevoli 17, quindi il punto 9 è approvato. Passiamo al voto sull'immediata eseguibilità del punto 9. Votazione aperta. Eleonora. Esito della votazione: presenti 25, presentano votante 1, votanti 24, contrari 7, favorevoli 17. L'immediata eseguibilità del punto 9 è approvata. Passiamo al punto 10. Approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, componente Tari, tassa sui rifiuti. Votazione aperta. Purpura e Visalli. Esito della votazione: presenti 25, presentano un votante 1, votanti 23, astenuti 1, contrari 6, favorevoli 17. Il punto 10 è approvato. Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità del punto 10. Votazione aperta. Casagrande, De Moliner Prade. Esito della votazione: presenti 25, presentano un votante 1, votanti 24, contrari 6, favorevoli 18. È approvata l'immediata eseguibilità del punto 10. Passiamo al punto 11. Tariffe dell'imposta unica comunale IUC, componente Tari 2014, tasse di rifiuti e PEF. Votazione aperta. Bristot e Prade.
Esito della votazione, presenti 25, presente non votante 1, astenuti 1, votanti 23, contrari 6, favorevoli 17. Il punto 11 è approvato. Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità del punto 11. Un attimo solo. Marta si è fermata. Votazione aperta. Giannone, Costa, Darè. Costa. Sì. Esito della votazione, presenti 25, presente non votante 1, votanti 24, contrari 6, favorevoli 18. La immediata eseguibilità del punto 11 è approvata. Passiamo al punto 12. Rispetto alla documentazione in possesso dei consiglieri c'è stata questa mattina la distribuzione del prospetto tariffe Sersa che era per errore non era stata scannerizzata nei documenti consegnati, quindi la delibera è integrata ovviamente dalla presenza di quello schema. Votiamo il punto 11, prego. Bilancio di previsione per il triennio 2014-2016 e relativi allegati, approvazione ai sensi del decreto legislativo 118-2011 della normativa in materia di sperimentazione. Prego. Io mi fido troppo della Marta che ha scritto 11. 12, prego. De Col, Ciociano e Visalli. Esito della votazione sul punto 12, bilancio di previsione, presenti 25, presente non votante 1, votanti 24, contrari 7, favorevoli 17, il bilancio di previsione è approvato. Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità. Un attimo solo. Votazione aperta. Bristot, Ghirardini, Giannone. Esito della votazione, presenti 25, presente non votante 1, votanti 24, contrari 7, favorevoli 17. L'immediata eseguibilità del bilancio di previsione per il triennio 2014-2016 è approvata. Grazie, il Consiglio a questo punto è terminato.